Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Denaro, viaggi e regali per promuovere protesi acustiche. Scoperto dalla Procura di Siracusa un meccanismo di corruzione che ha portato all'iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati. Tra questi i vertici del reparto di otorino-laringoiatria del Policlinico di Catania. Messina aggredisce picchia un medico al Policlinico, arrestato un 41enne per lesioni personali. Castelvetrano, oltre 2000 persone ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa venerdì dal marito che poi si è suicidato. Tutta la città si è unita al dolore delle famiglie in questa tragedia. Catania, blitz della polizia Piazza della Repubblica e Corso Sicilia, identificati 10 parcheggiatori abusivi. I residenti dicono questi controlli ci rassicurano. Vertice in assessorato alla sanità con un unico punto all'ordine del giorno il monitoraggio delle liste d'attesa troppo lunghe, Schifani sferza manager e burocrazia regionale. A Taormina Film Festival, l'anteprima di Ballerina, le star Michael Douglas e James Franco incantano il pubblico in piazza. Ben trovati, terremoto sanitario al Policlinico di Catania, alla base di un meccanismo scoperto dalla Procura di Siracusa che lavora al fascicolo, pensate, dal 2023 e che i titolari di una ditta siracusana, la ditta Microfon, che fornisce protesi acustiche, avrebbero intrecciato rapporti di natura corruttiva con un certo numero di otorino-laringoiatri di Catania, Siracusa e Ragusa, al fine di potersi garantire più clienti grazie alla promozione dei loro prodotti da parte di medici compiacenti, il tutto in cambio di denaro, attrezzature mediche per gli studi privati, viaggi, pranzi e cene. E questa l'accusa che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, tra questi, come citato dal quotidiano La Sicilia, l'otorino Raffaele Azzaro, 3 otorino-laringoiatri del Policlinico di Catania, Ignazio Igo Lamantia, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese e altri colleghi con funzioni in altre strutture pubbliche come Salvatore Ronsisvalle, Pasqualino Monea e Leila Pintaldi in servizio negli ambulatori dell'ASP. Martedì i militari del NAS, l'avete visto anche nelle immagini, hanno perquisito gli ambulatori di otorino-laringoiatria, fonologia e audiologia dell'UOC di appunto otorino-laringoiatria del Policlinico Etneo, e da qui naturalmente il resto che vi abbiamo raccontato, ma di questo si parlerà nella prossima edizione del nostro telegiornale. E andiamo avanti con una notizia. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro del GIP nei confronti di un imprenditore nel settore della vendita di prodotti per l'edilizia accusato di bancarotta fraudolenta. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura cautelare dell'interdizione dell'attività di impresa per un anno, nonché il sequestro di un complesso aziendale e di un opificio ad Altofonte per un valore di 300.000 euro. Le indagini della Guardia di Finanza avrebbero accertato come l'imprenditore, sottoposto a controllo in un periodo in cui la società versava in stato di crisi e ne era stato richiesto il fallimento, si fosse adoperato in una sistematica distrazione dei fondi e beni a favore di un'altra impresa creata appositamente come continuazione della impresa fallita. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Messina, aggredisce picchia un medico al Policlinico, arrestato un 41enne. Sentiamo Luca Ciliberti. Ancora un'aggressione, ancora una violenza in corsia, questa volta nel reparto di psichiatria del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove un dirigente medico è stato minacciato e picchiato da un uomo di 41 anni, poi arrestato dalla polizia per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono allo scorso 9 giugno. L'indagato, in stato di agitazione, prima ha chiesto con insistenza un certificato medico al professionista, poi lo ha minacciato verbalmente in dialetto. "Se non me lo fai ti ammazzo", gli avrebbe urlato in faccia. Subito dopo ha colpito al volto lo sventurato che solo grazie all'aiuto di un impiegato è riuscito a mettersi al riparo. Il medico ha riportato ferite guaribili in 7 giorni, ma sull'episodio è intervenuto l'Ordine dei Medici di Messina che ha stigmatizzato l'accaduto. Siamo costretti a ricordare che ormai la violenza contro i medici e gli operatori sanitari è un'emergenza sociale e le azioni messe in campo dalle istituzioni non sono evidentemente sufficienti, bisogna fare di più e meglio, scrivono in una nota. Piena solidarietà a nome di tutta la comunità accademica è stata espressa dalla rettrice di Messina Giovanna Spatari, che parla però di emergenza sociale. Occorrono segnali forti, dice. Ospedali e presidi sanitari sono luoghi di cura
cura in cui il rispetto e la reciproca collaborazione tra pazienti e personale non può che essere l'unico e solo riferimento. L'università, dice la rettrice, è pronta a implementare azioni e collaborazioni per mettere un freno a una degenerazione di fronte alla quale non è più accettabile alcuna forma di silenzio. Oltre 2000 persone ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa venerdì scorso dal marito, che poi si è suicidato. Sentiamo Laura Spanò. Era un'amica cara che purtroppo non c'è più, non ci riesco, mi dispiace. C'è una cosa che ancora ricorda di Mary? La sua dolcezza e la sua umanità. Non servono altre parole per commentare quanto sia grande il dolore di chi conosceva Mary Bonanno, l'insegnante uccisa venerdì scorso forse in un raptus dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato. Ieri sera, per ricordare questa donna, questa madre, questa moglie, hanno sfilato per le vie di Castelvetrano oltre 2000 persone, donne e uomini, amiche e semplici conoscenti, molte le colleghe di Mary. Ognuno di loro recava al collo una sua foto e un nastro rosso. La fiaccolata, che si è svolta in un silenzio surreale, è partita da Piazza Escrivà per raggiungere la Chiesa Madre. Mary era profondamente religiosa, come racconta Don Rino Randazzo. Allora, una donna dedita alla famiglia, al rispetto del prossimo e soprattutto al suo donarsi ogni giorno per l'intera comunità. Proprio il giovedì, prima di morire, aveva fatto il suo l'ultimo servizio alla comunità, alle persone che sono bisognose. Mai più fatti del genere a Castelvetrano e l'impegno del sindaco Giovanni Lentini. Continuare insieme al sistema associativo ad parlare con le donne. Nel contempo dobbiamo riprendere quello che abbiamo fatto l'anno scorso nelle scuole per poter comprendere e soprattutto per poter introdurre ed educare alla cultura dell'amore e non del possesso. Ci sarebbe una casa venduta all'asta dietro l'omicidio di Caltagirone. Fermato in poche ore l'assassino, imparentato con la vittima, che si era rifugiato proprio nell'abitazione oggetto del contendere. Lorena Dolci. Ucciso per una casa venduta all'asta, e forse non era neanche il vero bersaglio. Si è risolto in poche ore l'omicidio di Raffaele Maruca, netturbino di 63 anni, trovato senza vita nella sua abitazione in contrada San Nicolo Le Canne a Caltagirone. In un primo momento i familiari avevano pensato ad un incidente domestico, ma i rilievi sulla scena del delitto effettuati da carabinieri e polizia hanno accertato che si trattava di omicidio. L'uomo è stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco calibro 7,65, 2 dei quali al petto e una all'inguine. Grazie a testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, nel corso della notte i carabinieri hanno fermato ad Avola Corrado Rametta, 54 anni, che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri una pistola con ancora 5 colpi nel caricatore. Oltre all'arma, l'uomo ha fatto ritrovare gli abiti macchiati di sangue di cui si era liberato lasciandoli in un terreno. Subito chiarito anche il movente, legato ad una casa di proprietà dell'assassino che era stata pignorata e venduta all'asta. Ad aggiudicarsela era stato il cognato della vittima, verso cui proprio per questo l'ex proprietario covava rancore e sentimenti di rivalsa. Ieri Rametta avrebbe attuato il suo proposito di vendetta, andando a Caltagirone e sparando a Maruca, poi è tornato ad Avola rifugiandosi proprio all'interno dell'abitazione contesa. In questa storia di sangue e vendetta manca solo l'ultimo tassello, capire se Maruca sia stato vittima di una vendetta trasversale o si sia trattato di un tragico errore di persona. Un incendio è divampato a causa di un'esplosione a Palermo, nel quartiere Arenella, dove è andato danneggiato il bar Gelateria Dolce Brivido. È stato necessario evacuare alcune abitazioni per consentire alle tante squadre intervenute di poter operare in sicurezza. L'incendio ha danneggiato la struttura. Le fiamme hanno provocato la caduta del solaio. 2 persone sono state messe in salvo, sono comunque in corso al momento le indagini della polizia e dei tecnici per accertare le cause dell'incendio. Andiamo a Catania, blitz della polizia nella voragine di Piazza della Repubblica. Identificati una decina di extracomunitari, alcuni dei quali facevano i parcheggiatori abusivi in Corso Sicilia. Sentiamo Tonino De Mana.
Un blitz in piena regola per restituire decoro e sicurezza tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Lo ha effettuato la polizia di Catania che agli ordini del questore Bellassai ha portato a termine una vasta operazione nella cosiddetta voragine. Portati in caserma e identificati una decina di extracomunitari che bivaccavano nelle fosse per poi esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi. Dopo i nostri servizi denuncia, l'area del parcheggio a pagamento è stata finalmente liberata ed una presenza costante delle forze dell'ordine fa tirare un sospiro di sollievo ai residenti. Ma speriamo per sempre che non sia un'operazione spot dovuta all'attenzione mediatica che avete svolto in modo eccellente e di questo vi ringrazio. L'impegno del sindaco che devo dire in una settimana è venuto 3 volte di persona. Questa operazione vi conforta, vi dà speranza oppure no? Ci conforta e ci dà speranza. Nel parcheggio di Corso Sicilia, monitorato anche dalle nostre telecamere per giorni, si respira un'aria nuova e soprattutto sono stati quasi azzerati i danneggiamenti alle auto. E adesso c'è la polizia, si sente confortata? Un pochino, ma non del tutto. Bisogna aspettare e avere più tempo. Già vedere la macchina della polizia mi sento molto più tranquilla. Soddisfatto Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato dei Residenti Corso Sicilia, che si congratula con il questore per l'operazione condotta nella voragine, che rappresenta, si legge in una nota, un segnale forte e tangibile dell'attenzione dello Stato. Apprezziamo l'interesse mostrato dall'attuale sindacatura Trantino per il recupero di Corso Sicilia e delle aree limitrofe, ha detto, con progetti di riqualificazione urbana che mirano a restituire decoro e funzionalità. È in questo contesto che l'intervento sulla voragine assume un'importanza cruciale. Intanto, nell'ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale e dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono in arrivo altri 12 poliziotti per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. Perdite di gestione per 4 milioni di euro, ma anche un pesante buco nei confronti di Siciliacque per altri 18 milioni di euro. Azzerato il CDA di AICA, l'azienda che gestisce le risorse idriche ad Agrigento. Sentiamo Desiree Ferlito. Perdite di gestione per 4 milioni di euro e un pesante buco nei confronti di Siciliacque per altre 18 milioni di euro. Hanno reso complessa la gestione del servizio di AICA, l'azienda consortile che gestisce le risorse idriche ad Agrigento. Con un voto a larga maggioranza, i sindaci agrigentini oggi hanno votato per azzerare il consiglio d'amministrazione di AICA, revocate le cariche sociali a partire da quella del presidente Settimo Cantone. Convocheremo un'altra assemblea dei sindaci, spero al più presto, quindi entro 8 giorni avremo un'altra assemblea dove riusciremo a avere un commissario straordinario mentre gli uffici inizieranno tutte le procedure per la nuova governance. Aspro il commento del sindaco di Favara Antonio Palumbo, l'unico ad aver votato per la riconferma del CDA. I sindaci colleghi sapevano benissimo come agiva il CDA e ne sono stati compiacenti e conniventi anche per indicazione del loro rappresentante regionale, quindi oggi questo per me è un'azione sbagliata. Per la futura nuova governance dell'azienda i comuni sono orientati a pubblicare un bando per reclutare manager esperti. Prima però sarà necessario ricorrere a un commissario straordinario per gestire la fase transitoria. A complicare il quadro è la gestione dei servizi idrici ad Agrigento e il sabotaggio agli impianti della diga Gammauta. Dopo aver divelto i catenacci, ignoti hanno aperto alcune diramazioni, convogliando così l'acqua della diga su reti destinate a singole utenze, che sarebbero dovute rimanere chiuse. L'assessore Barbagallo ha annunciato una denuncia alle forze dell'ordine. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che prevede l'assunzione alla regione delle vittime di femminicidio con deformazione e sfregio del viso e degli orfani. E adesso al vertice in assessorato alla sanità con un unico punto all'ordine del giorno, ovvero il monitoraggio delle liste d'attesa ancora troppo lunghe, Schifani, sferza manager e burocrazia regionale. Luca Ciliberti. Liste d'attesa in cima alle priorità tra le criticità da risolvere nel sistema della sanità della regione siciliana. Preso atto di una nuova mole di prestazioni in arretrato da smaltire, migliaia le richieste in tutta la Sicilia, Schifani sferza i manager sanitari e la burocrazia. Sulla sanità, proprio stamattina in assessorato a Piazza Zino a Palermo è stato convocato un vertice con l'assessore Daniela Faroni, con il dirigente della pianificazione strategica Salvatore Iacolino e con tutti i direttori generali delle ASP e delle aziende sanitarie ospedaliere. Il tema all'ordine del giorno recita
rilevazione e monitoraggio delle liste d'attesa dal 31 marzo al 31 maggio 2025, richiamando proprio l'articolo del contratto dei manager che fa riferimento agli obiettivi da raggiungere. L'assessore vuole rendersi conto di quanto fatto da ogni singola struttura sanitaria per ridurre le liste. Il monitoraggio punta a comprendere la mole di prestazioni erogate e da erogare nel 2023 e nel 2024, anni in cui si è registrata un'accelerazione, e nei primi mesi del 2025, periodo in cui si è avuto invece un brusco rallentamento con le liste d'attesa che sono tornate a crescere. Dal 27 luglio del 2023 infatti sono stati destinati 48 milioni e mezzo di euro per le aziende proprio su questo tema. L'assessorato adesso vuole tutta la documentazione sul tavolo inderogabilmente entro martedì prossimo per evidenziare le criticità e per mettere a punto i giusti correttivi. Non è escluso qualche intervento sulla legge di variazione di bilancio che arriverà a breve all'ARS. I manager della sanità regionale restano dunque sotto osservazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe compromettere in primis la loro posizione. Ma non basta, Schifani lancia un altro avvertimento, questa volta alla burocrazia regionale, chiedendo le schede di valutazione dei dirigenti entro e non oltre 6 mesi per valutarne il rinnovo. Ho ingoiato la proposta di proroga dei contratti, ma se non arrivano le valutazioni, per ogni singolo dirigente blocco tutto, spiega il presidente. Non si può essere dirigenti a vita, anche per questo la macchina burocratica della regione non è efficiente. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, valorizzare le eccellenze degli atenei siciliani a livello internazionale. Siglato a Erice l'accordo con la Fondazione Ettore Majorana, alla presenza del Ministro alla Cultura Alessandro Giuli. Laura Spanò. Gli atenei siciliani hanno a loro disposizione docenti, sperimentatori, dottorandi, punte avanzate della scienza in diverse discipline che spesso però non hanno la dovuta notorietà nel resto della penisola e a livello internazionale. Fondazione Ettore Majorana e 4 atenei siciliani, quello di Palermo, Catania, Enna e Messina, si sono ritrovati a Erice alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli per la firma di un protocollo d'intesa che renda merito a queste eccellenze. La cultura, la ricerca e la scienza procedono sempre abbracciate, come peraltro previsto dall'articolo 9 della Costituzione, che ci induce sempre a lavorare affinché il mondo dei ricercatori, degli universitari e il mondo di chi rappresenta la cultura, la promuove e la tutela non dimentichi mai il rapporto fondamentale con i saperi scientifici. A fare gli onori di casa Lorenzo Zicchichi, figlio del fisico siciliano Antonino Zicchichi, padre della Fondazione, realtà unica che da decenni coniuga scienze esatte, scienze umanistiche, storia e arte in un contesto storico e paesaggistico straordinario. Prevede che gli studenti e i partecipanti ai corsi della Fondazione ogni anno che provengono dalle università siciliane sono meno del 10%. E perché la Fondazione ha una vocazione internazionale, ma noi vogliamo dare un premio al migliore di quelli che frequentano i nostri corsi. Andiamo a Taormina, dove Hollywood conquista sicuramente con l'anteprima di Ballerina, un red carpet da sogno. Lo riviviamo ciò che è successo nell'ultima giornata grazie alla nostra Eva Spampinato. You're all very lucky to live here. Ciao Sicilia. Hollywood sbarca a Taormina ed è subito effetto wow in piazza 9 aprile. Occhi e telefonini puntati sui divi americani che infiammano il grandissimo red carpet circolare dove sfilano le stelle. Love all of Italy, I love Sicily. Pubblico femminile impazzito per l'attore James Franco. Il resto incuriosito dal regista Len Wiseman, che è presente in anteprima italiana l'action thriller Ballerina, insieme con l'attore Norman Reedus, più conosciuto per il suo ruolo nella serie Walking Dead. Ma è l'arrivo del mito Michael Douglas che fa scattare l'applauso e lui non risparmia sorrisi e pose al pubblico. E poi la sfilata delle bellissime donne del cinema italiano per una edizione che punta molto proprio sulle donne, come racconta Ilenia Pastorelli, membro della giuria del Taormina Film Fest. Sono molto contenta della frase che noi siamo prima di tutto donne non dive, perché qualsiasi donna è una diva in qualche modo, no? Una edizione, la numero 71, ricchissima di protagonisti, film, panel, masterclass. Sono 5 giorni, ma sembrano già 27
dagli impegni che ci stanno. Una scappata e fuga perché sto girando una serie su Netflix, quindi sono passata proprio per un in bocca al lupo. Tra le novità anche il premio dedicato alla musica. A riceverlo Nina Zilli, che proprio grazie al cinema ha iniziato con slancio la sua carriera. Il mio primo singolo del mio primo disco è stato 50.000, è stato scelto da Ferzanot, perché quindi il cinema è entrato, fortunatamente era già entrato nella mia vita. Un connubio, veramente credo che nell'arte sia qualcosa tra le cose più magiche, ecco. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, tempo di programmazione per le siciliane di Serie C. Il Catania aspetta ora l'arrivo del presidente Pelligra e da venerdì fitto calendario di incontri. A Messina ok del Tribunale, alla proroga per predisporre ristrutturazione del debito del club. Sentiamo Francesco Triolo. L'arrivo del presidente Pelligra in città ne aprirà di fatto la programmazione del Catania per la prossima stagione. Torre del Grifo, squadra e mercato, organizzazione sono i temi degli incontri già fissati in cui il proprietario del Catania dovrà dare il via libera. Per prima cosa Pelligra parlerà con l'allenatore toscano, poi si dovrebbe procedere all'ufficializzazione e alla presentazione di Alessandro Zarbano come nuovo direttore generale. Quindi il mercato e il ruolo da affidare a Ivano Pastore. Il nodo mercato è uno dei più complicati perché il Catania è sempre alla ricerca di un direttore sportivo e rischia di partire per il ritiro di Norcia con una trentina di giocatori, compresi quelli in esubero. Tello, Luperini, tanto per dirne un paio. Occorre un piano di uscita e al tempo stesso spegnere le sirene per alcuni punti di forza come Roberto Inglese, con il quale si dovrà parlare del rinnovo del contratto. Novità arrivano invece da Messina. Il Tribunale ha accordato il ricorso allo strumento di regolazione della crisi proposto alla CR Messina per scongiurare il fallimento richiesto alla Procura. Il club giallorosso, tramite gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, aveva chiesto una proroga per presentare un piano con la ristrutturazione del debito, riservandosi di produrre ulteriori documenti. Nominato anche un commissario giudiziario che avrà il compito di controllare le varie attività. La società quindi potrebbe anche iscriversi al prossimo campionato di Serie D con 14 punti di penalizzazione e altri in arrivo per la vicenda della mancata presentazione da parte di AAD Invest Group del documento di solidità economica dopo l'acquisizione. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. È tutto. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su questa rete alle ore 14 e adesso vi lascio alla lettura dei quotidiani con la rassegna stampa curata dal collega Marco Carli. A tutti una buona giornata.